Quale sarà il turismo di domani? Difficile saperlo, la pandemia ha messo a dura prova un settore che sarà tutto da ricalibrare. Importante in questi termini il lavoro della Regione Veneto, che si avvale di uno strumento come l'Osservatorio Turistico Regionale Veneto Federato, un sistema condiviso di informazioni e monitoraggio promosso dalla Regione stessa alla fine del 2019. Si è creata una casa comune entro la quale non solo si portano notizie tempestive sulle presenze, sugli arrivi e quant'altro, ma soprattutto anche notizie, relazioni, informazioni, indagini in tempo reale, e sono strumenti fondamentali per i nostri operatori per capire come sta andando la stagione in essere, ma soprattutto anche per fare una programmazione futura di quelli che possono essere i flussi. Quindi è un osservatorio che tra l'altro è aperto a tutti, è consultabile anche dalla popolazione comune, non soltanto dagli operatori, e ci dà uno spaccato quasi in tempo reale di quella che è la situazione in regione. A sottolineare l'importante avanzamento verso l'internazionalizzazione dell'intera regione anche l'ampliamento dell'aeroporto Canova, confermato con la firma del Masterplan da parte del governo. Un'azione che all'orizzonte fa intravedere nuove opere, cantieri, posti di lavoro e mobilità. Una notizia che la nostra città e l'intero territorio aspettavano da anni. C'è stato un lavoro congiunto tra amministrazione locale, Comune di Treviso, Regione Veneto e ovviamente governo. L'aeroporto è fondamentale non solo per garantire i posti di lavoro delle persone che ci lavorano, non dimentichiamo questo, ma soprattutto per i flussi turistici. Ovvio che ad oggi siamo ancora fermi, ma appena ci sarà la ripartenza, l'aeroporto di Treviso come quello di Venezia e Verona risultano fondamentali, ed è per questo che la Regione Veneto ha per esempio già stanziato 300.000 euro per la promozione assieme alle compagnie aeree low cost, Ryanair e EasyJet in particolare, per promuovere una campagna di sensibilizzazione all'estero appena si potrà venire in Italia.